Allora, per donare ci vuole una manifestazione di volontà in vita, oppure in assenza di questo si chiede ai familiari, ripeto, agli aventi diritto secondo quanto stabilito dalla legge. E questo avviene appunto attraverso l'AIDO e i comuni? Allora, in vita può essere fatto tramite AIDO, tramite i comuni e tramite le ASL. Se invece viene fatto al momento del decesso, perché il cittadino non si è espresso, allora viene fatto ai familiari nel momento del decesso. Al momento del decesso che cosa succede? Si va a consultare il sistema informativo trapianti. Nel sistema informativo trapianto vengono raccolte tutte le manifestazioni di volontà che sono state espresse tramite AIDO, tramite i comuni e tramite le ASL, e di questo ecco, noi siamo orgogliosi che la nostra manifestazione di volontà sia stata parificata a quella istituzionale. I dati veneti sottolineano appunto una partecipazione a questo tema. Diciamo che i cittadini veneti devono essere orgogliosi di quanto fanno per i loro concittadini. Allora, in Italia i trapianti sono aumentati del 10%, scusate, le donazioni. Il Veneto invece ha espresso quasi il 35% di donazioni in più rispetto al 2016. 2016 che era già stato un anno eccezionale, ma il 2017 è un anno record. Questo ha portato a diminuire le persone in lista d'attesa per il secondo anno per quanto riguarda i trapianti di rene. Abbiamo nel 2017 raggiunto un meno 5% in più di persone in lista d'attesa per un rene, e questa è una cosa molto importante. L'ultima cosa che voglio dire è che se quel 28,5% in Italia che ha espresso diciamo, un no alla donazione, che in Veneto diciamo, è la regione che ha espresso la percentuale minore, che è del 15%. Se quel 28,5% dei cittadini avessero espresso un sì, avremmo potuto avere circa 1300 trapianti in più. Questo vuol dire che potevamo avere 1300 persone che uscivano dalla lista d'attesa per ricominciare una seconda vita nuova. Una seconda vita completa, piena di affetti, si può ricominciare a lavorare, si può ricominciare a fare attività sportiva, si può ricominciare a fare la vita di prima. E ricordiamoci che oggi in Italia sono 45.000 le persone che vivono grazie a un trapianto, e alcune di queste sono anche riuscite a coronare un sogno, a diventare papà o mamme, per cui il trapianto non è solo un ritornare alla vita, ma è un moltiplicare la vita.